In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ULSS 4, Fondazione Ferioli Bo e Arma dei Carabinieri hanno fatto il punto della situazione nel Veneto orientale. Nello specifico, la Fondazione Ferioli Bo ha registrato quest'anno 478 richieste di aiuto da parte di donne, delle quali 139 prese in carico ed inserite in un percorso protetto. Contatti che hanno visto però anche un forte ridimensionamento a causa del lockdown. La Fondazione ha due servizi in particolar modo legati alla violenza, che sono quelli del Centro Antiviolenza Antistalking La Magnolia e del CERA, il Centro Educativo alle Relazioni Affettive, che è un centro per il recupero di chi agisce violenza nei rapporti affettivi. Abbiamo avuto delle grosse difficoltà durante il primo lockdown, quello di questo inverno-primavera, legato al fatto che i nostri telefoni non suonavano più. Perché questo? Perché probabilmente molte persone che convivono insieme, il maltrattante quindi e la persona che subisce violenza, che non è soltanto quella fisica ma può essere economica, psicologica, non alza più il telefono e quindi o lo alzano meno per chiamare e per chiedere anche un semplice appuntamento per capire cosa fare e una consulenza di Questo perché si sentono controllati in casa? Evidentemente perché la convivenza in casa le impedisce di essere così libere. Per poter aiutare efficacemente le donne vittime di violenza è fondamentale poter contare su una rete che possa intercettare le loro richieste e fornire tutta l'assistenza necessaria. Il territorio del Veneto orientale su questo può fare affidamento sulle strutture sanitarie territoriali, sulle collaborazioni con il privato sociale come la Fondazione Ferioli Bo e anche sul prezioso e capillare supporto delle forze dell'ordine. Ogni anno riusciamo a seguire sempre più donne in difficoltà e questo lo facciamo con grande spirito di collaborazione tra le istituzioni del nostro territorio. Noi abbiamo già un protocollo rosa che mette in rete ospedale, consultorio, forze dell'ordine e Fondazione Ferioli Bo. Stiamo chiudendo un protocollo di rete territoriale che includerà tutti gli altri soggetti che possono avere voce in capitolo, quindi avvocati, procura, scuole, medici di medicina generale. E proprio con le scuole l'ULSS 4 ha avviato un importante progetto di sensibilizzazione per trasmettere fin dalla giovane età la cultura della non violenza. Siamo convinti che è proprio dall'educazione dei più giovani che questi fenomeni potranno sparire in un prossimo futuro. E i giovani sono attenti a questo e un futuro migliore sarà fatto da giovani che non conosceranno più questi fenomeni. Altrettanto fondamentale è inoltre l'attività svolta dalle forze dell'ordine e nell'occasione il comandante della Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave, Daniele Brasi, ha illustrato l'iniziativa Una stanza tutta per sé, ossia un'area della caserma dove le donne vittime di violenza vengono aiutate a superare il trauma e ad affidarsi all'attività dei militari. È stata istituita grazie alla collaborazione dell'associazione Sora Optimist di San Donà di Piave e Portogruaro per permettere proprio alle stesse di aprirsi tranquillamente alla presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria adeguatamente formato sulle procedure da adottare in merito. Quali sono le difficoltà che incontrate nell'approcciarvi con una persona che subisce violenza? In sostanza bisogna cercare il prima possibile di creare empatia, di comprendere le criticità ovviamente interiori della persona per tranquillizzare in sostanza la vittima e farle comprendere che verrà assistita in ogni modo al fine di permetterle di interrompere il circolo di violenza che si è creato attorno a lei.